per rifare Gemona. Io vi dico che noi faremo la nostra parte, noi ci daremo da fare, non staremo con le mani in mano, però ritorni fra 10 anni. Chiusi in macchina venivamo completamente sconquassati da una forza brutta, improvvisa e travolgente. Qualcuno ricorda la polvere che subito li avvolse, che penetrava nel naso, nella bocca, tra i capelli e nei vestiti. Le comunicazioni si interruppero. Non c'era internet, non c'erano i cellulari a quel tempo e perdere le linee telefoniche fisse significava essere isolati. I radioamatori e gli autotrasportatori furono le prime testimonianze che passarono in zona. Solo la mattina dopo ci si rese conto della reale entità del disastro che si era consumato. Il governo nominò come commissario per il coordinamento dei soccorsi Giuseppe Zamberletti, lo stesso che 4 anni più tardi sarebbe andato a coordinare i soccorsi per il terremoto in Irpinia. Molti volontari dal Friuli e dal resto d'Italia intervennero per cercare di estrarre le persone ancora vive, intrappolate sotto le macerie, e per mettere in sicurezza gli edifici rimasti in piedi. Il 15 settembre del 1976, mentre si rimuovevano le macerie e si cercava di salvare il salvabile, un nuovo sisma tornava a colpire le stesse zone di 5 mesi prima. Zamberletti aveva fatto la richiesta di portare a Grado, Bibbione la gente. Da qui hanno preferito rimanere sotto la tenda e non sono andato una sola persona è andata a Bibbione.